Franca Guizzi, lei ha presentato un esposto alla Procura di Venezia. Perché Venezia e su che cosa? Beh, a Venezia perché sulla Procura di Vicenza non ho più fiducia e quindi spero che muovendosi Venezia, poi so che ricade su Vicenza, ma comunque è l'organo superiore. In questo esposto cosa denuncia? Ma in questo esposto riporto il fatto che ho ricevuto dei documenti in forma anonima nella mia cassetta postale e chiedo di effettuare verifiche su quanto denunciato o quanto scritto in questi documenti e se ci sono problematiche di natura penale in quanto riportato. Questi documenti di cosa riferiscono? Cosa riguardano? Riguardano transazioni sia fra CIS che la ditta F della famiglia Filippi, sia transazioni fra la ditta Filippi e un'altra ditta Arco, che pare di Brescia, da quello che ho letto, per la questione CIS. In cosa secondo lei queste transazioni sarebbero non lecite? Io non sono in grado di stabilire se ci siano degli illeciti. È per questo che ho fatto l'esposto alla Guardia di Finanza e alla magistratura, oltre che inviato per conoscenza all'assessore regionale Coppola, visto che poi la Regione ha fatto la modifica della destinazione d'uso dell'area CIS. Ecco, documenti lei mi ha detto che sono stati recapitati nella cassetta postale. Si legge sui giornali di denunce da parte del senatore Filippi riguardo a un furto subito di documenti. Potrebbero essere gli stessi oppure no? Ma il fatto che questi documenti mi siano pervenuti in questo modo mi fa avere dei dubbi. In quel caso minaccia denunce leggendo la stampa per accettazione o quant'altro. Io questo non lo sapevo, che il senatore Filippi minacciasse denunce. Non posso neanche sapere da dove provengono, perché ribadisco, li ho trovati nella cassetta della posta, quindi credo sia stato dovere di un cittadino riportare il tutto alla procura perché valuti quanto Ecco, riceve. lei nel suo comunicato ricostruisce un pochettino la storia e gli intrecci delle CIS, Filippi, Sartori. Ecco, ci potrebbe riassumere anche a voce? Allora, secondo me la questione CIS nasce sotto l'egida dell'ala sartoriana del PDL e in aggiunta la parte stefaniana della Lega, Stefani quindi presidente di provincia e lo stesso Filippi. Infatti che cosa vediamo? Che adesso chi urla allo scandalo è l'altra parte del PDL, quella che fa capo all'europarlamentare Berlato. Però ritengo che questi signori, se vogliono essere credibili, devono intanto tirar fuori le carte e farle vedere ai cittadini. Secondo, eventualmente rivolgersi alla procura. Allora, parte questa iniziativa nell'88 per fare un centro logistico e portare il trasporto su ruote in ferrovia, con lo scambio merci ovviamente e quant'altro. La cosa rimane ferma per anni. Non rimangono fermi i consigli di amministrazione che continuano a mangiare soldi a palate e si va avanti fino a quando arriva il buon Filippi che acquista una parte di area che il CIS non era riuscito ad acquistare in quanto di proprietà di una famiglia di Arzignano, la quale non voleva cedere il terreno. Filippi prende il terreno e a questo punto tutti si pensava adesso partirà il centro intermodale come previsto, e invece no. A un certo punto Filippi dice che vuole portare lì il magazzino dei suoi prodotti chimici, ma questo andrebbe a modificare la destinazione d'uso del terreno. E da lì non si sa più niente fin tanto che scopriamo che i comuni, tramite il Pati, e la provincia e la regione approvano una modifica urbanistica che prevede nell'area CIS l'installazione di un centro commerciale. Nel frattempo, prima, Filippi e il CIS cioè la famiglia Filippi e il CIS avevano deciso di modificare le proprietà, quindi cambiandole da come erano prima, che prevedevano che l'area di proprietà della famiglia Filippi fosse in qualche modo al centro dell'area CIS e spostarla tutta a fronte strada. E questo come viene ottenuto?
Questo viene ottenuto, da quello che si capisce, da accordi fra Zanchetta, che è il presidente del CIS, e la famiglia Filippi. Non si capisce se per fare questo hanno chiesto una modifica dello statuto, cosa abbiano fatto, non riusciamo ad avere la documentazione. Hanno fatto una permuta. Questa permuta però a che valore è stata fatta? Intanto a che pro è stata fatta questa permuta? Perché sarebbe stata fatta? E sono tutte quelle cose che io personalmente non capisco e di cui chiedo chiarezza. Lei accennava prima a polemiche tra alcune aree della Lega e alcune aree del PDL. Si sta intramezzando al problema reale, quello della eventuale speculazione edilizia, anche un problema politico tra questi gruppi oppure no? Io ho l'impressione che starnazzino tanto e poi non facciano nulla. In tutta questa questione puzza notevolmente il comportamento degli enti, in particolare di quelli gestiti dal centro-sinistra. Come mai Variati non dice nulla? Non è che per caso ha fatto un accordo sotterraneo con la parte Lega che fa capo a Filippi e a Stefani e in cambio della non belligeranza su questa questione avrà l'ok della Lega sul centro direzionale commerciale a Vicenza Est, sembra della ditta Metauro? Il CIS appartiene infatti al Comune, alla Provincia e alla Camera di Commercio. Qui sono tre enti pubblici, diciamo e quindi lei chiede chiarezza anche sui meccanismi che hanno portato a certi atti sostanzialmente. Certo. Ecco, nel frattempo sta esplodendo un po' questa mania dei centri commerciali. Nella zona di Val del Chiampo, Arzignano, terreni di Marcigaglia verranno utilizzati per un supermercato. In terreni di Franco sono stati venduti a quotazioni che si dicono interessanti perché ci nasca un supermercato della Lidl. Vicenza Est, c'è un gran proliferare di mega centri commerciali da un lato, dall'altro lato si alzano le voci dei commercianti e di quell'ala del PDL a cui lei accennava per lato in difesa contro i centri commerciali e in difesa dei piccoli commercianti. Però l'Ascom rappresenta anche i grandi commercianti. Sì, certo. È un grande intreccio. Allora, intanto mi fa specie il fatto che proprio dei terreni di leghisti ci sia questo proliferare di centri commerciali. Perché voglio ricordare che il 10 aprile 2002 adesso senatore Calderoli disse che è ora di finirla con i centri commerciali, di non rilasciare più autorizzazioni ai centri commerciali ad aziende che oltretutto sono in mani straniere, perché questi centri commerciali danneggiano i piccoli commercianti e i negozi di vicinato, che sono quelli che svolgono anche attività sociale, in quanto permettono anche a chi non è automunito, agli anziani, di avere la possibilità di rifornirsi senza andare distante. Allora, mi chiedo dov'è finito questo intento della Lega, visto che qua fanno tutto il contrario di quello che era lo spirito leghista. Un'ultima domanda, visto che lei è un ex leghista, perlomeno per il partito, lei si sente ancora tale se non sbaglio. Nelle ultime elezioni provinciali c'è stato un candidato grande appoggiato da Lovat e poi da Franco che faceva un richiamo ai principi etici della Lega. Può essere un caso, ma da quando la Lega è al potere gli scandali cominciano a nascere anche intorno alla Lega, a parte il vecchio Credi Euronord che era la banca della Lega. Adesso ultimamente c'è stata una condanna di un ex presidente del Consiglio regionale per la CEIT di cui era socio e amministratore anche Stefano Stefani ed era socio anche la moglie di Bossi. E poi collegata a CEIT c'è Euroservice, che è una società anche di questa qui fallita che sembrerebbe che abbia ceduto propri patrimoni alla CEIT. Ecco, questo è un adeguamento della Lega all'andazzo della politica italiana sempre più corrotta, che se ne voglia dire, oppure sono dei casi? Ma se fosse uno, sono dei casi. Io comincio a non pensare bene, anche perché io faccio parte di quei soci di Credi Euronord che hanno preso la fregatura. Vorrei ricordare che all'interno di Credi Euronord c'erano soci che hanno messo tutti i loro risparmi, persone anziane che hanno messo i risparmi di una vita, oppure anche i piccoli risparmi per riuscire a fondare una banca
del nord, come chiedeva Uberto Bossi. Il CEIT, 1200 appartamenti. La CEIT era una mera speculazione edilizia, cioè la Lega era nata non come partito dei palazzinari o dei banchieri, era nata come un movimento di popolo che voleva portare un po' di, intanto dopo Mani Pulite, trasparenza, legalità, trasparenza e uguaglianza fra i cittadini. Questo era il principio. Cioè noi non avremmo dovuto essere, dovrebbe esserci stata meritocrazia per esempio nei concorsi e non raccomandazione. Mi pare che tutto ciò sia stato svilito. Per quanto riguarda la parte urbanistica, conservo gelosamente a casa una dichiarazione di Umberto Bossi con la sua firma sulla Padania in cui dice che basta lasciare ai comuni di trasformare una casetta in centro commerciale e quant'altro. Lei vede che qui a Vicenza qualcuno si sia opposto alle mega lottizzazioni che sono state fatte, al saccheggio del territorio. E poi vediamo qui una conseguenza con l'alluvione, no? Sì, esatto. Adesso, per tornare alla questione di partenza, ascoltando le dichiarazioni di Filippi fatte anche a noi, lui sta dicendo insistentemente, e dobbiamo prendere atto di questa dichiarazione, salvo verifiche, che per dimostrare che da parte sua e della famiglia non c'è speculazione su quei terreni, lui venderà prima che siano effettive le licenze commerciali, e anche se questo gli comporterà una perdita, per dimostrare la sua buona fede. Se questo atto avverrà, cambierà la sua idea e il suo giudizio perlomeno su questo aspetto? Allora, che lo metta per iscritto, che lo metta per iscritto e lo renda pubblico. Allora ci credo, ma io ho grossi dubbi.